Si chiama Piano del Colore, ma il protocollo d'intesa sottoscritto tra Comune di Treviso e Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia va al di là del solo aspetto cromatico, prendendo in considerazione anche i materiali e le tecniche utilizzate per gli interventi sugli edifici storici della città. L'accordo non introduce norme nuove, ma traccia le linee guida condivise con l'amministrazione comunale che i professionisti sono tenuti a seguire. Ci deve essere chiarezza di intervento, chiarezza proprio per tutti allo stesso modo e partendo da una base comune che sarà sicuramente l'analisi del piano del colore e poi appunto i dettami che questo darà in seno alle norme tecniche. È inteso come una preservazione della cromatia, sì è vero, ma anche dell'aspetto compositivo della facciata, quindi riguarderà anche gli intonaci e tutti gli elementi che riguardano la storicità dell'edificio. Il protocollo si riferisce naturalmente agli edifici storici che possono nascondere nelle pareti dei tesori. Magari possiamo avere un patrimonio di affreschi o di pitture ad oggi sconosciuto che potrebbe essere quantomeno conosciuto e preservato. L'obiettivo è rispettare un'accorta politica di manutenzione della città tramite una corretta gestione del patrimonio edilizio urbano. Io non voglio che questo piano del colore venga accolto come una preclusione al moderno, questo mi preme dirlo, perché non deve essere un modo per incelofanare Treviso.